Buongiorno, 7 del mattino, 7:20 del mattino, Alessandro è già qui con Dado. E ci ha portato addirittura, guarda, la colazione. Qui c'è la colazione dolce e salata. La colazione in camera ci ha portato. Certo. Che bravo. Per tutti i gusti. Adesso facciamo il caffè. E c'è la Rita con i capelli perfetti. Non ti ho mai visto a quest'ora del mattino in Così. forma. L'hai preparata la brace, sì? Cavolo. Così. C'hai spazio in frigo, vero? Sì, ce ne abbiamo. Ecco, a preparare il frigo. Ragazzi, l'ho filmato, ho filmato l'abbraccio con Dado. Oh, perdonatemi, non mi sono manco lavato la faccia. Ma non vi ho neanche detto chi è, non tutti e lo conoscete. Ci siamo incontrati un mese fa. Sì. Un mese fa in Spagna, è venuto a trovarci in Spagna Alessandro. Ciao Eccolo a qua. tutti. Eccolo qua, Alessandro, è venuto a trovarci anche in Sardegna. Certo. E grazie per essere venuto. Speriamo, prego, è un onore incontrarvi. E poi speriamo che avete già pronta la brace Ce per l'abbiamo. il pranzo. Perché hai Qui portato? abbiamo delle bistecche del macellaio nostro. E poi qui abbiamo direttamente da Roma, aspetta che c'è pure l'altra roba, guanciale e pecorino. Questo è il guanciale. Questo è per fare famose carbonara. Guarda Rita. Wow. Sono qua. È esagerato, Alessandro. E poi c'è pure la benzina. Ragazzi, nel frattempo che prepariamo la colazione sono già E qua tutti c'hai anche fuori questo da e comprare, Alessandro ma è dalle 7 che sta portando doni. E sono le 7:30. E sono le 7:30 e non ha ancora finito di darci tutto quello che ha portato. Il pacchetto dorato E molto... vini, e carne, e colazione in Ma camera, hai detto che ti regali. piace il rosso, giusto a te? No, a me piace il rosso. A te piace Il vino, rosso? vero? No, a te piace il bianco. Adesso. Le nostre uova sono pronte, Dado. Come ieri le ho girate così le apriamo e si squaglia il rosso. Oggi facciamo colazione tutti assieme, ragazzi. La sto preparando anche per Fabio che desiderava mangiare insieme a noi la nostra colazione. Perché è particolare, le persone normalmente bevono il tè o il caffè con una pasta. Noi mangiamo un po' diversamente. Qua hai fatto progressi. Oh no. La colazione dei coglioni. Dei campioni. In origine. Comunque adesso ci facciamo questa bella colazione con Dado e anche con Fabio che desiderava mangiarla con noi. Chissà quante volte si è seduto a tavola nella sua mangiando insieme a noi con la TV. Tantissime volte. E adesso ce la facciamo insieme. Io Ale. faccio fitness sempre quando lei fa fitness. E si E questo è il vede. risultato. Grande. Vedete, io faccio copia e incolla. Grande. Sono le 10:10, adesso andiamo al chiosco e ci aspetta Christian perché andiamo a ritirare, finalmente lo posso dire, ho organizzato un bel pranzo per tutti gli amici che sono venuti a trovarci, abbiamo organizzato i maialetti, abbiamo organizzato prodotti tipici sardi. La Rita in giallo, che bella, sembri un canarino. Che bella che sei in giallo, no, ma poi i capelli che ti ha fatto Fede ieri, fantastici, bisogna andare più spesso in parruccheria, bisogna ammetterlo. Quando in parruccheria ci portiamo la parrucchiera appresso. Ci portiamo Fede appresso, aspetta che glielo chiediamo. Nel frattempo Ale lì in fondo si monta la sua tenda. Fede, stavamo pensando una cosa. O andiamo più spesso in parruccheria con Rita o vieni a viaggiare con noi. Vengo a viaggiare con voi. Io posso portare dietro le forbici, lo shampoo. Vieni. Poi le faccio anch'io. Veniamo con il nostro camper con voi. Ah, là. Che belli, hai fatto un capolavoro. Che belli. Bello, Sì, sì, sì. È passato un po' la piastra? Sì. Cioè, messo il protettivo? perfetti, No. perfetti. Male, male. Ti devo fare uno schemino. Sì. Allora, mi ricordo lo shampoo e il balsamo che me li sono già messi in doccia perché così Adesso poi ti spiego erano il resto. quelli violetti. Il nostro campo base prende sempre più forma. È un casino con la spazzatura in Sardegna, adesso devo portare tutta ad Antonio, la differenziata che stiamo facendo. C'è un po' di più. Comunque siamo organizzati. Buongiorno.
Buongiorno caro Anto, la differenziata fatta bene, stiamo impegnando. C'è su un gatto in mezzo alle gambe e un calcio in testa. Finisce di bere il suo caffettino, il cuoco, arrostitore ufficiale e poi andiamo a ritirare i maialetti. Ragazzi, 2 maialetti, 20 kg di carne. Vi faremo vedere anche come si vestirà la carne qua in Ogliastra. Vamos! Alessandro gentilmente, buongiorno Alessandro, ci sta portando appunto a ritirare maialetti, a ritirare le verdure col pinzimonio, facciamo un bel pranzo oggi. Civraggio, e vi facciamo vedere un pranzo tipico sardo, abbondante. Macelleria da Franco al centro di Cardeddu, qua ritiriamo i maialetti e sugale grappitto. E dopo i maialetti andiamo a comprare un po' di verdure. Un'altra commissione è fatta, verdure. Adesso ci manca il civraggio, dobbiamo andare a una bella panetteria. Forse non ho neanche filmato dentro, ero preso, stavo scegliendo la verdura più fresca, quindi ogni tanto espongono carote un po' molli, poi magari ce li hanno dietro buone, quindi vabbè, andiamo a comprare il pane. E adesso ritiriamo i dolcetti sardi, tipici sardi, ci facciamo fare un bel vassoio. Qui hanno esposti questi da tenere in frigo, invece i tipici sardi non c'è bisogno di tenerli in frigo. E adesso al market ritiriamo il pane e il pane sardo. Il secondo partendo da sinistra di questi personaggi, vedete? Guardate. Vedete, il secondo da sinistra è Alessandro, è questo ragazzo che ci sta portando a fare le commissioni. È uguale. Vedete ragazzi, come vi ho detto, il secondo da sinistra, Alessandro, perfetto. Si rientra, sono le 11, Christian avrà già acceso il fuoco, quindi arriviamo di schirona, si dice in sardo, e si inizia a cuocere i maialetti. Eccolo qui, l'arrostitore sardo alle prese col maialetto. Ci siamo. E cosa sta bevendo l'arrostitore sardo? Secondo lei abbiamo una buona birra sarda, Ichinusa, dall'Ogliastra al Cucamonga. Grande. Adesso ci accingiamo a vestire la carne. Guardate cosa abbiamo comprato ragazzi. Guardate cosa abbiamo comprato. Specialità da Franco, Pugione il macellaio non ci abbandona. Non speri. Cinta e pezza. Oggi pranziamo e pranziamo maialetto e basta. E si gira. Vamos. Adesso andiamo al gira gira. Andiamo. Quando decidiamo che vogliamo mangiare maialetto, noi mangiamo maialetto in Sardegna, ragazzi. Come si apre? E questi ragazzi li tagliamo così in modo tale che poi lo possiamo scongelare uno alla volta e lo possiamo fare anche al forno. Nel frattempo che il maialetto inizia a girare andiamo a cucinare. Queste sono le interiori, il cuore, il fegato, e si fa una fricassea, forse si chiama.
e si cucina in padella. Andiamo a farla, a prepararla adesso. Qua non si scherza, è subito tutte a collaborare, brave donne, brave, le nostre amate signore. Sono anch'io che tengo il sacco. Oltretutto, scusa. oltretutto. A parte le donne. A parte le donne. Guarda che bel lavoro, così facciamo col Sì, ma hai pinzimonio. visto, hai una collaboratrice mica da niente. Sì, veramente Tanta niente roba, male, vero? veramente niente male, Tanta Fede. roba, sì. Questo invece, da questa parte del tavolo invece c'è una battaglia in corso. Sto uccidendo Ale che ha solo una pedina. Grande. 7. 7. No, tu 7. Io 7. L'hanno capito il gioco? Sì. Sì. Sì, sì, carino. C'ho le mosche. Ah, chiudo. È 1-5, però Sbagliato? Non mi sa. dai, cacchio, dai. Ok, ormai hai fatto. Ho la maggioranza. Rita, che dici? Buona anche questa. Sì, è buonissima anche cassetta. Questo coltello non taglia più. Non sta più tagliando bene, dobbiamo Bisogna affilare. affilarlo. Dimmi, Fede. Ho detto basta. Rocky, vieni via di lì. Non è andato via. 2 mosse. Sembro Hannibal Lecter. Così, Adesso andiamo a lavare le verdure. Abbiamo pensato di mangiare sedano, carote, finocchi e pomodori di campo sardi con il pinzimonio. Ognuno avrà la spacciottolina, olio, sale, pepe. Correggo, non abbiamo pensato, mangeremo. Non l'abbiamo pensato, l'abbiamo solo fatto. L'abbiamo O fatto. mangeremo. Vediamo cosa ha organizzato Rita. Wow, fricassè ragazzi, piatto tipico sardo e oggi non c'è nulla che non è sardo. Ecco qui, siamo pronti e stiamo andando tutti al Cucamonga. Questa è la banda Fratelli, quella famosa che diceva sempre Roberto. E salutiamo i nostri follower, la banda Fratelli. La banda Fratelli, la conosci? Certo. Siamo noi. Conosco anche il fratello di... no, com'era? Della sorella. Ciubecca. Ah, Ciubecca. Ciubecca e Bravo. Jansolo. Bravo, adesso arriva Roberto e sono in viaggio. Quindi organizziamo qua sotto, c'è un bellissimo fresco. Qua mangeremo davvero da Dio oggi. Mettiamo tavoli e sedie di plastica. Solo lui che è maggiorenne. C'è una ragazza è minorenne e non la possiamo riprendere. Ma che c'ha 45 anni. Ah? Più grande 50, di noi. 50. No, scherzo, dai, ditemi i vostri nomi. Filippo. Angelica. Mattia. E Mattia, piacere ragazzi. Piacere, Adesso piacere. siete obbligati a seguirmi nel nostro canale. Vabbè, iscrivetevi, eh. Come si chiama? Beh, adesso lo cerchiamo. Spengo e lo cerchiamo. Andiamo a vedere qua dietro. Che ne dici, Fede? Spettacolo. Spettacolo. Buongiorno ragazzi. Quella, dottore. Mamma mia, mamma mia, Il cuoco, vedi, eh? mamma mia. Ragazzi, guardate cosa sta girando qua. La tavola la portiamo sotto Mo di barella. Ti puoi girare? Così non fai marcia indietro. Vai Tricipiti. Vai, su. Vai, chiaro. Ok. Antonio, Cristian, Alessandro sono altri 3, siamo 14, 15, 16 persone. E mettiamo anche i bicchieri di cristallo in freezer, così abbiamo proprio i bicchieri ghiacciati e il vino ghiacciato. Ah, perché sono più piccoli quelli sardi? No, si mangiano così.
Brindisi prima di pranzo, il maialetto è quasi pronto. E riprendiamo anche l'abbigliamento sardo tipico, e pantaloni di fustagno e scarponi, ragazzi. Questo anche ingrassati. E questo è l'abbigliamento sardo tipico, Grande Cristian, il nostro arrostitore. E ciò le viene su corto il cucino No. È arrivato anche Roberto, è arrivata Daniela, è arrivata Rebi, è arrivata il mio amore Miranda. È arrivata la Miri. Là cosa ti facciamo vedere, Roby? Anche benvenuto. Non me ne vado via più da qua. Vai con la musica sarda, vai. Grande Ale! Una di fronte all'altra. No, mettile così, dall'altra parte, girale. No, così. No, faccia, è così. Se ti registro ti metto come suoneria. Beh, Ci sta. ti piace? Inizia, No, facciamo un pezzo così. senza vino questo. Solo birra. Solo birra. Solo Che dopo. Birra e maialetto. E poi il ritmo aumenta di più. Vai Cristian! Fai un applauso per Cristian, dai, forza! Forza! Adesso parto dall'altro. Il maialetto è cotto male, ragazzi, però ce lo mangiamo ugualmente, ce lo mangiamo lo stesso. Va bene, lo Ce lo chef oggi è mangiamo- un po' andato. ce lo mangiamo uguale, dai. Però è sempre Cucamonga, Numbe, wow. Cardeddu, ragazzi. Apposta per lui? Ragazzi, prendete posto per gentilezza, forza, tutti a tavola. Tutti a tavola. Vieni Anto, vieni. Oh. Fermi, questo. Bravo, prende. A posto. Ma che belli che sono. Perché col ghiaccio si muove. Aspetta. Questo è uno spettacolo. Grande Cristian. Dei fratelli Mulas Foodora. Wow, e questo è un buon vino. È proprio un buon vino. E faremo iscrivere anche lui al canale adesso perché. E mica, lo stiamo pubblicizzando, vogliamo bravo. qualche boccione. Bravo, e ti do anche la bottiglia adesso. Oggi ragazzi beviamo Foodora, è un cannonau di Sardegna, noi ce l'abbiamo sfuso, ma le bottiglie, il vino è questo. Quindi, fratelli Mulas di Cardeddu, noi vino ne beviamo. Guardate un po', pac, anche la Sardegna. Noi vino ne beviamo. E ha vinto anche Premio d'Oro 2023. Ragazzi, io non sono bravo a fare discorsi, è più bravo Dado, io mi emoziono, ma voglio ringraziare Antonio per aver permesso tutto questo. Cucamonga di Antonio a Cardeddu, poi voglio ringraziare Cristian e Alessandro che hanno arrostito, grazie. E tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Tutto merito tuo, Roby! Uno di noi! Roberto, uno di Grazie, adesso buon appetito a tutti e bevete e divertitevi ragazzi. Ragazzi, nonostante tutto, lo so, è quello che c'è, pazienza, però nonostante tutto si stanno trovando bene, nonostante tutto. Nonostante tutto. E per Antonio hip hip! Urra! 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 Vieni qua, Maiana. Guarda che tavolata, ragazzi. Ma questo qua è Viagra sardo, signori, è il cuoio del capretto. Praticamente è lo stomaco del capretto, pulito, riempito di latte, messo a fermo un paio di mesi,
E se fatto bene non ci sono né peli né niente. Perché il pelo vanno nel pelo. Questo è solamente da mangiare. Ok. È da mangiare e poi per Perché- cercare il pelo. Perché pelo per pelo. Pelo per sono pelo io. sappiamo dove trovarlo. Pelo per pelo sappiamo dove andare. Quindi questo ti aiuta a trovare il pelo. Ok, è una bussola per il E pelo. allora per gli Grande amici Cristian! e per gli amici ci abbiamo un gemellaggio delle curve di Inter Milan, dai, Ecco va qua. bene. Per gemellaggio. oggi sì. Oggi sì. Col Viagra Grande. Sardo. Anche senza Viagra Sardo, ma fanculo, bene così. Guarda che cosa è roba. Un panino praticamente. È un cuore. Ve lo allora, prendete un po' di pane, pistucco, Crasau, Gutiau. o guttiao, quello che volete. Ricorda nel sapore, nella consistenza, la sottilezza dell'essere umano. È proprio È uguale. è similare. Ma fanculo è arrivato dal cuore, però. E c'hai ragione. Sembrano quelle sottilette imbustate una a una. Sì, sì, Dai, sono quelle guarda, cose sì, dozzinali. Sentito cosa gli ricordo? Le L'ho sottilette. sentito. E il pistocco stava dicendo. però. Signori, È buono, l'Erdammer. Dobbiamo ringraziare Albi che ha permesso a Christian di venire qui. Gli ha dato il giorno libero perché Albi è sopra nel lavoro, giusto? È lo chef. E quindi Christian ha potuto arrostire grazie ad Albi. Grande Albi! Grande Albi! Grande Albi! Grande Ale! Yamaha, tipo Yamaha. Vamos, vamos. Adottato. Si sono trovati bene tutti, Antonio. Si sono trovati bene. L'ho registrato per come suoneria. Champagne, Cucamonga champagne. Imperiale, imperiale! Uno di noi, Roberto, uno di noi, uno di noi, Roberto, uno di noi. Ragazzi! Imperiale, imperiale! Forza Anto. Viva il camperado! Delicatezza nostra per aprire il pacchi. Aprili piano, Anto, aprili piano piano. Dolci sardi per tutti. Questo lo tagliamo però. Sì, Cos'è questa cosa qua? Paniscetta. ragazzi, evviva il Cucamonga, evviva la Sardegna, evviva l'amicizia! Salute allora. Amore, salute. Salute, ragazzi. Che ci do un dolcetto a Davide. Dopo 10 volte Salute, che lo incontro Cristian. mi offre un vino decente finalmente. Me l'ha sempre detto, ti offro lo champagne, ti offro lo champagne. Grande Robby. Grande
Grazie per essere qua, Robby. Grazie a te, grazie a voi, grazie Sardegna, grazie a tutti. Bell'alto, grazie. Dai. Vai, Enrico. A noi, a noi! Alto. Che bello. Una di noi, grande caglia, una di noi. Aio! 5:30, 6 di sera, ragazzi, ci siamo mangiati tutto, bevuto tutto e adesso stiamo andando a offrire un goccio di mirto a Christian, l'arrostitore. Goccettino di mirto e poi andiamo a farci un bagno al mare. Io c'ho ancora tutto sullo stomaco. Per dire la verità non verrei. Però devo dire una cosa, signori. Il galletto, il polletto, il galletto, come c'era? Il polletto. maialetto. È Polletto, vero, no, era un polletto. Era un polletto. Polletto Valle Spluga. Valle Spluga, esattamente. È vero, Cioè, esiste veramente quel Era maialetto. buono, Ma buono? Madonna. Abbiamo mangiato come... Ne non abbiamo so. ancora per 2 giorni. Infatti, andiamo Adesso- nei prossimi 2 giorni. Adesso andiamo a assaggiare il mirto fatto in casa. Vamos. Allora, qui andiamo... Ragazzi, Qui andiamo lunghi. qui andiamo lunghi. Ma lunghi. Mi hanno fatto bere anche a me, E non Che beve io mai, non Alessandro. bevo, Qui. Va bene. 6 di sera, ragazzi. Mirtino e bagno qui E lo chef al c'è mare. sempre. Lo chef non molla mai. 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 Adesso C'è- Mirtino, un goccio, guardatemi gli occhi. Sembra che non hai bevuto niente, Cristi. Non so neanche come fai, per dire la verità. Svela questo segreto a tutto il E lo mondo. chef C'è. Carvaracciolo. Lo chef c'è. Sempre per Roberto quello e altro. È il Vai. numero 1. Vai, adesso lo assaggiamo. Cosa c'è, Ale? Dimmi. Qui ho le spade laser. Ah, le spade. Pensavo altra roba da mangiare, Ale. No, roba da mangiare e basta, Vabbè, ragazzi, comunque c'è anche un piatto, un tegame di fricassee. Ci dovete perdonare, ma a un certo punto ci siamo persi. Però nel frattempo io e Robby siamo andati a farci un bel bagno al mare. Bagno e docce. Bagno e docce. Bagno e docce. Adesso stiamo bene, cambiato, pulito. Avevo i piedi neri come un... No, dai, la pelle si vedeva in qualche punto ancora. Erano La neri. facevi. Adesso sono pulito, organizziamo, riordiniamo, prendiamo tutti gli avanzi, c'è maialetto, c'è fricassea, c'è vino, civraju, Dolcetti. dolcetti. Ci facciamo una bella cena e poi dormiamo. Domani, secondo giorno tutti insieme. Secondo round. Sì. E si comincia a fare sul serio però. No, questo era... L'aperitivo. Sì, diciamo di sì. Andiamo in crescendo. Anche perché se no sarebbe deludente la cosa. Che te ne andresti Ha delle molto aspetta- deluso. ha delle molto aspettative deluso. molto elevate. Adesso organizziamo, ragazzi, organizziamo. Numero 1, ragazzi. Bello, con la felpa avevo freddo. Però bel posto, Non fa freddo, c'è freddo? Però bel posto. Ottimo, più che bello, è bellissimo. Natura incontaminata. Organizziamo, ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di cena. Abbiamo tutti gli avanzi delle verdure, sedano, carote, finocchi. Poi abbiamo una bottiglietta di terre bianche, niente. Poi abbiamo... guardate, mi avvicino. Abbiamo una padella piena di maialetto cotto. Stamattina a cena sarà ancora più buono. Abbiamo un'altra padella di fricassea. Poi pecorini, pane, pomodori, salsicce, niente, spilucchiamo. E basta. Spilucchiamo, capito? Cioè qua da mangiare per un esercito, spilucchiamo. Spilucchiamo, la parola giusta. Ho fame? Non si vede. Hai fame? Non si nota. La chiudiamo così, ragazzi. Stupenda cena, tanto cibo buono perché ce n'è tantissimo. E sto facendo quest'ultima ripresa per miracolo perché non vedo l'ora di mangiarmi tutto. Buonanotte e a domani. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Io a un certo punto ho sentito cantare Roberto e Fabio. E così, d'amblè, hai detto... Ma uè, ho detto, minchia Roberto che bella voce, meglio di Fabio. A un certo punto ha iniziato Fabio con un bel tenore, una bella voce, ho detto, no mica, è arrivato nessuno, minchia, gli ho detto che era migliore, no. No. Io adoravo la musica, prima che sentivo cantare Robby stasera mi piaceva la musica. Quando ho sentito il cantare. Quindi vi avevamo salutato alle 8:30, ma sono le 11. Ci facciamo una tisanetta
camomilla doppia per tutti e ci corichiamo e la chiudiamo qua. Basta, tranquilli e basta. Abbiamo finito anche l'acqua. Guardate cosa siamo bevuti stasera, eh? 5 litri di acqua. Quasi 5 litri. Quasi 5 litri di acqua. D'altronde Puliti. sì, Te ne vai a mistero è stato letto. Te ne vai a letto che sei un incanto oggi, Robby. Ma non mi fare parlare. cosa state combinando qua dentro? Qui 20 giorni. Buongiorno. Ah, oh, li mortacci due, che Chiamo a uno e combini? intanto ci facciamo un po' di A cosa insulina. state giocando? Nonna! Ah, uno. Grandi E tu che ragazzi. fai là fuori? Nonna! 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 Vai, vai. Pronto? Nonna! Non sembra, metti no. giù le gambe, sposta le gambe. Così. E metti le gambe, leva le gambe, gli dai i ribbe queste gambe. Guarda.